Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati al 1° aprile 2019, mi auguro che non ci sia un pesce da queste parti. Parleremo del pareggio del Cosenza contro il Palermo per 1-1, parleremo nella prima parte anche della vittoria del Crotone a Carpi per 2-1 e subito dopo il primo stacco pubblicitario avremo una diretta telefonica col direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che ci parlerà appunto di quale squadra ha visto ieri sera, ve lo anticipo io, ha visto Lecce Pescara, Lecce che sarà dopodomani l'avversario del Cosenza, una squadra in grande spolvero che ha superato il Palermo in classifica generale, Lecce di Liverani si è posizionato al secondo posto, poi vedremo tutti i risultati con la classifica, poi nella seconda parte avremo una diretta telefonica con il presidente del Rende Calcio Fabio Coscarella, bella impresa ieri del Rende a Caserta per 2-1 con reti di Aguà e di Negro, parleremo poi della vittoria del Catanzaro per 2-0 a Cava dei Tirreni, della sconfitta dell'Ergina Rieti per 1-0 e del pareggio interno della Vibanese contro la Paganese che è stata affidata da pochissime settimane, forse troppo in ritardo per quanto mi riguarda, a mister Erra. Di questo e di altro oggi a Replay parleremo con il nostro Alessandro Russo. Grazie Alessandro, era da un po' che non ci si vedeva, grazie per il tuo... Grazie a voi per l'invito. E grazie a mister Franco Giugno che ci parlerà dell'analisi tecnico-tattica delle due appunto squadre calabresi e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura come sempre Aldo Cennamo. Buon pomeriggio. Sei carico oggi? Ti vedo abbastanza carico, hai in serbo qualche cartuccio da giocare? Mi difendo, anche oggi mi difendo. Ti difendi, benissimo, ci difendiamo e cercheremo di difenderci tutti. Benissimo, e allora io ringrazio Enzo Leonetti in regia, poi Michele Cava che dirige la camera e poi abbiamo Giuseppe Costanza e Luca Chitto alla messa in onda. Allora andiamo a vedere quello che è successo appunto con i risultati della Serie B di questa giornata, ricordandovi che il posticipo è terminato 2-0 tra il Lecce ed il Pescara. Andiamo subito a leggere, eccoli qua, Ascoli Benevento 2-2, poi il Brescia ha battuto il Foggia 2-1, ci sono state un mare di polemiche, anche questa mattina il Corriere dello Sport ci ha praticamente come dire, un fondo di franco ordine in cui si parla degli ennesimi errori arbitrali, questa volta delle Foggia in particolare, per non parlare di quelli del Cosenza noi abbiamo dedicato, caro Aldo, una intera trasmissione. A Carpi il Crotone ha vinto per 2-1, Cittadella Padova 1-1, Cosenza Palermo 1-1, Cremonese Verona 1-1, Lecce batte Pescara 2-0, dicevo il posticipo, Perugia batte Livorno 3-1, Salernitana e Venezia 1-1. In un Arechi vuoto c'è stato lo sciopero del tifo all'Arechi di Salerno, ce l'hanno tutti contro il presidente Lotito che ieri era bello tranquillo in tribuna a San Siro ed ha assistito anche alla vittoria della sua Lazio contro l'Inter. Andiamo a vedere allora la classifica generale, al comando c'è sempre il Brescia che ha battuto, dicevamo, il Foggia con 53 punti, 51 il Lecce che si è fatto avanti dopo le ultime vittorie, Palermo 50, poi a 47 il Verona, Pescara 45, Benevento insieme al Perugia 44, 41 il Cittadella, 40 lo Spezia, 35 Cosenza e Salernitana, 33 l'Ascoli, 32 la Cremonese, 30 Livorno e Crotone, Crotone che ha fatto un grosso balzo in avanti dopo questa vittoria in trasferta, ma viene già da un periodo positivo, poi Venezia 29, Foggia 27, Padova 24, chiude la classifica generale il Carpi con 22, ricordo che in questa giornata ha riposato lo Spezia, mentre poi ci sarà l'infrasettimanale, ne parleremo nella seconda parte, riposerà il Foggia. Alessandro Russo, allora, che cosa ha detto questa giornata di campionato, sia per la parte alta che per la parte bassa? Ma sicuramente per quanto riguarda il campionato ha detto cose, non direi interlocutorie, cose significative, perché per quanto riguarda la parte avanzata si certifica che ormai il Lecce punta alla promozione diretta, perché è la squadra che sta giocando bene, che vince e convince. Dice sempre che il Palermo va a corrente alternata, gioca un po', poi si ferma, è una squadra davvero impressionante dal punto di vista tecnico e atletico, ma non riesce a dare continuità ai risultati. Dice pure che il Brescia continua a vincere, nonostante le polemiche sugli arbitraggi delle ultime due partite, perché
se è vero come è vero che è contestabile la vittoria con il Foggia, immaginiamo cosa si può dire della vittoria a Cosenza, anche dalle colonne della Gazzetta dello Sport e anche degli altri giornali sportivi come quello dello Sport. Mi ricordo di aver visto addirittura i fotogrammi dell'errore sul gol del pareggio del 2-1 del Brescia. C'è da dire che questo, secondo me, da queste 3 squadre difficilmente si scappa per la promozione diretta, a meno che il Verona non ingrani davvero la quinta. Per la zona bassa c'è grande bagarre perché il Crotone ha innescato una marcia importante che l'ha allontanata dalla zona proprio bassissima. Ci sono 2 squadre che sono abbastanza inguaiate, il Carpi non direi spacciato nonostante il lavoro importante del direttore Stefanelli, ma purtroppo le questioni dei punti sono quelle che sono. Il Padova ha un'ultima chiamata secondo me in questa settimana, altrimenti, e poi c'è grande bagarre fino ai 35 di Cosenza e Salernitana. Bisognerà lottare in maniera asperrima con il coltello tra i denti per evitare di farsi trovare invischiati negli ultimi 180 minuti nelle sabbie mobili della classifica, perché bisogna sempre guardare con diffidenza questo finale di campionato che, nonostante il Cosenza sia una squadra che ha paura di nessuno e che giochi un calcio riconoscibile, tecnicamente bello, con una sottile dose di follia magia, tipo la partita col Brescia, non recitare gli ultimi 10 minuti, bisogna sempre dire che il Cosenza all'ultima partita non giocherà e quindi bisogna arrivare all'ultima partita, faccio un esempio, di Salerno con più 7 sulla zona minata, perché se il Cosenza perde a Salerno poi, se non sono 7 sono 6, va a 3, c'è l'ultima partita, poi ci sarà la classifica pulsa, non succederà, ma la Serie B, che Franco conosce molto meglio di me e che io ho imparato a conoscere prima come spettatore e adesso come addetto ai lavori, riserva dei finali a velocità supersonica nelle ultime partite. Allora, mister Giugno, concordi con quello che ha detto Alessandro, ha fatto un'analisi precisa, puntuale come al solito? Sì, di solito lui è molto puntuale. Io credo che le squadre che, per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, mi fermerei a quota 33. Credo che le squadre che hanno 35 Quindi punti... Cosenza Salernitana no? Credo sì, credo dovrebbe succedere un macello, poi per la legge dei grandi numeri, voglio dire, no? Arrivato a questo punto, per gli incroci che ci sono, gli scontri diretti, io credo che a 40 punti ci sia la salvezza più o meno matematica. Quindi tu prevedi 40-40? Perché arrivare da 29 punti, cioè se una squadra che fa 29 punti in 30 partite, in 32 partite, mi viene difficile pensare che ne faccia 12. Vabbè, ma poi nelle ultime partite succede tutto il contrario. Va bene, ma io siamo abituati credo, ormai, come diceva sono Alessandro. convinto che da 35 in poi dovrebbe Guarda succedere. caso in Serie A ieri ha vinto la Spalla, ha vinto Sì, il Bologna, cominciano a muoversi tutti, no? Ha vinto l'Udinese. Però ritengo che da quota 35 in poi, a meno che uno non decida di fare un suicidio romano, sì, difficilmente possa retrocedere. Poi il calcio ci ha insegnato che può accadere di tutto. Per quanto riguarda la testa della classifica, credo che le prime 3 siano avvantaggiate. Quindi Brescia, Lecce e Palermo. Se non altro per i punti che hanno di vantaggio sulle quarte e che non stanno comunque volando, voglio dire. Io ho visto la partita del Verona a Cremona soffrire abbastanza, quindi il Benevento in difficoltà, insomma, e le squadre che alla vigilia erano accreditate, e tra queste sicuramente non c'era il Lecce, assolutamente no. Stanno arrancando tutte quante, quindi addirittura si potrebbe prospettare, e questo chiedo ad Alessandro, se le 3 davanti continuano a volare così potrebbero avere un margine abbastanza ampio da evitare addirittura i playoff. E questo poi te lo risponderà Alessandro. Io solo una puntualizzazione, perché non vorrei sembrare troppo pessimista, però siccome trattiamo il Cosenza come se fosse la donna più bella che si ama, la donna più cara. Ma pure il Crotone bisogna guardare sono 2 squadre calabrese, pure il Crotone. Assolutamente sì, il Crotone infatti si sta guardando molto bene da solo, ha uno staff di prima maniera, una squadra forte e si sta tirando fuori con le sue forze. Il Cosenza bisogna sempre tenere tutti sulla corda, perché
ho avvertito in questi ultimi mesi una certa rilassatezza, perché la squadra ha fatto sognare per le giocate che ha fatto, però c'è sempre questo problema del gol e c'è sempre il problema che la quintultima è un play-out. Quindi sì, ma il Venezia ha 6 punti di vantaggio non è così, perché il Venezia è una partita in meno e quindi non sono 6 punti di vantaggio, quindi bisogna stare sempre, guardare questa classifica virtuale. Forse 4 partite fa bisognava dormire, adesso siccome è primavera, contrariamente a tutti dobbiamo stare svegli, allegri, vivi e combattivi. Però perdonami, perché 30 secondi che poi do la parola ad Aldo. Perché comunque bisogna riconoscere che Cosenza ha intrapreso un tour de force notevole, no? Quindi che finirà probabilmente domenica scorsa contro il Crotone, quindi si poteva supponere che ci potesse essere un rallentamento, quindi visto le squadre che sta affrontando da 3 domeniche a questa parte, però se la sta giocando alla grande con tutti, non ultimo contro il Palermo, giocato alla pari, quindi voglio dire, io perciò sono molto fiducioso. Anche per l'organico, perché il Cosenza adesso ha un buon organico al pari della Salernitana, quindi i 35 punti più un buon organico mi lascia ben sperare e mi fa essere molto molto fiducioso. Vede la Salernitana, per esempio, mancavano Calaiò e Giellov, insomma si è sentita la mancanza di attaccante di quel peso. Però hanno sempre 35 punti, voglio dire. Allora, Aldo Cennamo, hai sentito Alessandro Russo, il collega di Gazzetta dello Sport, hai sentito il mister Franco Giugno, poi andremo a vedere gli highlights del Cosenza e li commenteremo dal punto di vista tecnico. Comincio a dire che la salvezza del Cosenza passa per Crotone, Spezia, Venezia. Le 3 partite in casa saranno decisive perché il Cosenza arriva almeno a 41 punti da quello che è. Poi abbiamo il Padova, ma il Cosenza fuori casa andrà a fare altri risultati, quindi io penso che è chiaro che bisogna, come dice Alessandro, stare accorti, attenti, volare basso, non distrarsi. Difatti il Cosenza non si è distratto né a Pescara quando ha fatto il punticino, noi avevamo fatto una specie di classifica, Franco, quasi zero. Invece il Cosenza da padre a Pescara si è giocato la partita, in casa col Palermo abbiamo avuto la possibilità anche di vincerla, tant'è vero che Tutino negli ultimi 17-8 minuti purtroppo il gol non lo ha fatto. Quindi questa è una classifica un pochino particolare, perché a 5 punti dalla quintultima bisogna un pochino stare accorti, perché 30 punti c'ha il Crotone, 30 punti c'ha il Venezia e poi c'è 29, però ci sono 3 squadre secondo me che oramai possono dire addio alla Serie B. Io parlo di Carpi, Padova e secondo me anche il Foggia, secondo me. E quindi c'è un posto che deve essere ritrovato per poi ritrovarsi in 4 in Serie B. Il Cosenza secondo me è fuori perché gioca bene, è determinato, non si distrae e il Cosenza dimostrerà in queste e poi il Cosenza ha avuto, come diceva mister Giugno, una serie di partite difficilissime. Ha avuto il Brescia, poi ha giocato l'altro, poi è andato fuori casa, poi ha giocato in casa. Cosenza finisce il tour de force, la partita decisiva per dire fine a questa nostra preoccupazione legittima è la partita col Crotone in casa il lunedì. Se col Crotone in casa il Cosenza dovesse, come tutti noi speriamo, e non me ne voglio il Crotone, io sono tifoso del Cosenza, dovesse vincere quella partita, credo che veramente finisce il discorso, perché a quel punto il Cosenza a 39 punti ci sarà la salvezza. Questa quella partita determina a quanti punti ci sarà la salvezza per le squadre di Serie B. Qui cominciano ad arrivare un mare di WhatsApp, dice domani salutiamo Cosimino Smilari, si gioca la partita a Lecce, dopodomani si giocherà mercoledì, lo ricordo alle ore 19, dopo che alcuni tifosi hanno incendiato pseudotali un pullman e 3 tifosi del Pescara sono gravi in ospedale. Questa è una notizia che ci passa Cosimino Smilari. Poi ce n'è un'altra di notizia, l'arbitro Aldo, te lo dico, di Lecce Cosenza sarà il signor Guccini di Albano Laziale, ne abbiamo parlato per un mese sia sui giornali, in televisione, quello del gol non gol contro il Pescara, quindi molti tifosi del Cosenza sono già un po', come dire, dice non poteva arrivare un altro arbitro, sai Franco, poi mister, tu hai allenato, hai vinto un po' dappertutto eccetera, però
quando poi sei impelagato per le zone alte e le zone basse. Commentare, questa è una cosa che non la voglio commentare. Sì, no, per dire che i tifosi sono un po' come dire, preoccupati perché l'ha visto solo l'arbitro dai 25 metri e nemmeno l'assistente, il gol di Cerofolini, dentro non dentro. Ma il vero problema, Franco, continua a essere, se mi consenti, no, io ho letto quello che scrivono degli amici. Strumenti. La cosa che non quadra è che se tu chiedi al Cosenza, al Padova, al Lecce di dotarsi di un'organizzazione e di un'organizzazione da massima serie per giocare in Serie B, tu devi garantire gli stessi diritti, quindi la VAR tanto vituperata ormai deve essere diffusa a livello di Serie B, perché il livello del gioco è alto per 2/3 del campionato, il margine d'errore è alto. Il problema non può essere risolto indicando l'arbitro come bravo, cattivo, presunto, cioè è un problema che ormai va risolto con la tecnologia, altrimenti la si toglie pure in Serie A. La B è parente dell'A. Noi abbiamo avuto il nostro campo che è stato giustamente, perché nella partita con il Verona, perdonatemi, è stata una brutta pagina indimenticabile del calcio cosentino, è stato sotto osservazione per 6 mesi perché ci viene detto che siamo in Serie B, quindi ci sono delle regole, ma le regole devono essere anche dal punto di vista normativo, cioè non si può consentire che il Cosenza perda la partita con il Perugia in casa per un fallo di mano nettissimo di El Yamik e sarebbe stato rigore e 2-0. Con il Pescara è no gol tutta la vita se ci fosse il segnale, perché la palla non era entrata, ma anche di un briciolo, se non è entrata, non è gol. Dopodiché andiamo a Brescia e c'è una cosa di Maniero dubbia. Viene il Brescia e c'è fuori gioco netto sul 2-1. Andiamo a Pescara, una parata in area di rigore non viene vista. Allora, questi sono episodi. Non è che devono essere a fuori del Cosenza, magari succederanno a parti invertite, ma devono essere determinati con logica scientifica. Alessandro, ma Braglia l'ha detto in conferenza stampa, ha detto non so chi dovrà risarcire il Cosenza se malauguratamente dovessimo retrocedere. Ma siccome Braglia... i messaggi li manda Braglia che salutiamo, i messaggi li manda. No, ma Braglia, io devo dire una cosa, qui c'è davvero un santone è arrivato a questo, perché sto Braglia, io sono venuto l'altro giorno a vedere la conferenza stampa in maniera silenziosa di Braglia, proprio perché veramente mi incuriosisce il modo come lui gestisce questo campionato e l'ambiente di Cosenza. È calato alla perfezione il nostro ambiente ed è molto saggio, magari ognuno di noi sbaglia qualcosa. Tutti dicono Vox Populi, Vox Dei, col Brescia bisognava che entrasse Izzo, queste sono cose che decide l'allenatore. Ora Braglia dice cose giuste, sa lanciare i messaggi giusti e adesso è il momento che la linea Braglia deve pagare. Benissimo, grazie. Allora insomma adesso andiamo a vedere subito gli highlights e poi sentiremo proprio Braglia. Enzo Leonetti, ci mandi per cortesia il servizio su Cosenza Palermo, grazie. Al Marulla c'è la vice capolista Palermo e Stellone per l'occasione schiera l'artiglieria pesante per tentare di domare i lupi e mettere pressione al Brescia. L'operazione ad alto rischio contro il rossoblù di Braglia, a loro agio sul prato di casa e spinti all'entusiasmo di 10.000 tifosi sugli spalti. La gara infatti la fa il Cosenza, che già in apertura tiene in allerta la difesa rosanero con Tutino e Maniero, terminali offensivi del 3-5-2 scelto dal tecnico dei calabresi. E la punta ex Novara a spaventare i siciliani, il gol lo meriterebbe sulla bella girata di testa, ma la traversa salva Brignoli. I padroni di casa sembrano aver tutto sotto controllo, ma Puskas e Nestorowski sono un pericolo costante e nell'unica sortita offensiva sul lancio di Brignoli corretto da Moreo trovano la combinazione giusta per mandare in gol il nazionale macedone. Vantaggio inatteso che non frena la voglia e il coraggio del Cosenza. La reazione c'è, Sciaudone non mette potenza e direzione giuste sul primo tentativo, ma l'assalto dei rossoblù continua e il Palermo soffre il pressing asfissiante e va in tilt sulla giocata di Sciaudone e Maniero, conclusa dall'emulo del CR7 in gol con la collaborazione involontaria di Muraschi. Il Marulla tira un sospiro di sollievo e la partita riprende i binari precedenti, anche in avvio di ripresa, quando Maniero dimostra di essere in giornata, mettendo in difficoltà la difesa siciliana e sfiorando il gol ancora di testa. C'è spazio anche per il Palermo, che alza il baricentro approfittando di qualche pausa dei rossoblù, ma ai rischi maggiori li corre Brignoli, sull'incursione di Carlo Sembalo per esempio, l'ex che prova a dare un dispiacere ai suoi compagni di inizio stagione sbagliando di poco la mira, poi si veste da assisman servendo a Tutino una palla invitante che Gennaro non sfrutta alla perfezione. Il finale è concitato, risultato in bilico e nervosismo tra gli ospiti che perdono Nestorowski, finisce in parità e per entrambe è il male minore.
Ok, allora Franco Giugno stava già spiegando ai microfoni spenti. No, non è che spiegava, era un mio pensiero. È un tuo pensiero che adesso trasferiamo ai nostri telespettatori. Sì. Intanto partiamo dai sistemi di gioco, va bene? Che il Cosenza si è schierato col 3-5-2, mentre il diciamo che si è Palermo schierato col 5-3-2, poi il Palermo perché a il Stellone possesso della palla hanno avuto sempre loro, il Cosenza stava sempre con una linea 5. Ma non è il concetto, ma poi sono delle idee, no? Io ho visto questa squadra giocare tante volte e da qui l'abbiamo sempre detto, io sono stato sempre, anzi più degli altri, a magnificare il modo di giocare di questa squadra. A magnificare la qualità tecnica dell'allenatore Cosenza, che in tempi non sospetti io ho detto che meriterebbe il seminatore d'oro. Giusto. Ma io ho visto giocare questa squadra sempre, ha espresso un bel calcio negli ultimi 2 mesi e mezzo, giocando sempre quel 4-3-3 col falso 9. Io non avrei pensato che domenica si fosse messo a 5, snaturando quel modulo che stava dando tanto dal punto di vista dello spettacolo. Però aveva già giocato a Pescara, no? Fermo poi restando, rimettersi a 3 negli ultimi 20 minuti e con Embolo che ha creato 2 occasioni da gol. Però al di là di questo, che è una disquisizione più o meno personale, la squadra anche domenica contro il Palermo ha tenuto testa ad un avversario che sulla carta starebbe benissimo tra le prime 10 squadre di Serie A per i nomi che ha, per organico, quindi ha tenuto testa alla grande. Il Palermo per ovvi motivi ha avuto più il possesso della palla perché giustamente annovera tra le proprie file giocatori di grande qualità tecnica, ma il Cosenza ogni volta che ripartiva è riuscito a fargli male e se andiamo ad annoverare le palle gol costruite, quelle vere, il Cosenza forse ne ha costruito un paio in più rispetto alla Palermo, quindi ha meritato assolutamente il pari, giocando ancora una volta, nonostante il cambio di modo, una buonissima gara, a cospetto di tanta gente, vogliamo dirlo, di altri 10.000 che si sono presentati a San Vito alle 3 del pomeriggio. Assolutamente dobbiamo dirlo, no? Uno spettacolo di folla, finalmente in una bella giornata di sole, dopo tanto freddo che abbiamo patito, quindi una bella partita contro un grande avversario, tanto pubblico e questa Serie B ce la dobbiamo tenere stretta, perché questa Serie B ti permette poi di vedere Nestorowski, ti permette Trajkovski, questa Serie B Jalo ci permette di vedere un calcio importante e quindi ce la dobbiamo tenere stretta. Arrivano altri messaggi. Alessandro, intanto c'è il nostro amico Massimo Dionesalvi che saluta Alessandro e tutti gli amici caramente, poi Elio Principato, zio Elio, vincere che il Cosenza deve vincere con il Crotone e col Venezia in casa e poi ne riparleremo, quindi salutiamo quello Elio che ha Principato. Prego Aldo, hai alzato la mano. No, come sul modulo io penso che mi pare che Franco sia positivo. Guarda Franco, sul modulo, se noi guardiamo la partita, perché dobbiamo guardare, il gol che abbiamo preso sta a dimostrare che era un 3-5-2, perché se avessimo giocato con un 5-3-2 non avremmo preso il primo gol. Perché il primo gol, se vogliamo analizzare proprio la partita, il gol è venuto fuori perché i 3 difensori nostri marcavano i 3 attaccanti loro, quindi non c'era il quarto uomo libero che doveva andare a coprire eventualmente qualcuno avesse potuto superarci. Difatti abbiamo preso, e Braglia lo ha detto, l'ha spiegato, perché poi si è dovuto mettere a 5 perché il Palermo è stato un momento che ha giocato un 4-2-4, perché giocava quasi con i 4-4. Poi negli ultimi 15 minuti il bravo Braglia ha capito che il Palermo proprio fisicamente un po' calato e ha cacciato un difensore perché pensava di poterla vincere, c'era riuscito con Dutino. Quindi questa è l'analisi secondo me da profano del calcio, perché io parlo da profano del calcio, e quindi preferisco che attingere a qualche fonte importante come quella di Franco Giugno. Però c'è un fatto, Franco. Il Cosenza ha dimostrato contro il Palermo di non essere inferiore a nessuno, ha giocato una splendida partita. Il Palermo singolarmente, il Palermo, se tu li vai a prendere, e sono giocatori, come Franco ha detto, che è un piacere vederli giocare, però Braglia a un certo punto l'ha imbrigliati. Se non prendiamo quel gol, che è stato un infortunio secondo me difensivo, Maniero metti in gol quella traversa o alguna traversa, qui l'abbiamo qua, non dico dominato, ma abbiamo gestito la partita e probabilmente ci sono mancati i 3 punti. Adesso
bisogna cambiare regia. Adesso bisogna andare, Franco, a Lecce, poi ne parliamo, perché quella è una partita importante dove il Cosenza deve giocarla con lo stesso spirito che ha giocato in casa col Palermo. Aldo, devo dare la linea alla pubblicità, due secondi. Quello visto contro il Palermo è stato una delle Cosenza più belle della stagione, dice Giuseppe Tomasi, il nostro caro amico che salutiamo, interpretando la partita nel miglior modo possibile, senza errori arbitrali, grossolani. Stranamente continuiamo così verso la nostra meta, distante solo 5 punti, 6 punti, forza lupi. Giuseppe Tomasi, andiamo in pubblicità. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di... Sì, infatti, ci vuole un po' di qualche benzodiazepina per tenerlo tranquillo, insomma. Dai, perché poi si era accesa la discussione a microfoni spenti, a telecamere spente, si faceva una classifica, se vogliamo, che qui si vuole molto bene a Cosenza, allora si fanno conti, super conti. Ma poi andiamo a sentire i conti di Braglia, andiamo a sentire quello che dice Braglia nel dopo partita. Aldo, andiamo a sentire quello che dice Braglia, grazie. Mi dicono che non c'è Braglia, l'abbiamo montato, stanotte non c'è Braglia, se n'è andato. Benissimo, d'accordo, e allora che cosa c'è? Andiamo. Ci siamo noi, Franco. Benissimo, allora introduciamo i giornalisti vanno a braccio. Sì, vabbè, non abbiamo nulla. Andiamo avanti e parliamo del Crotone, di questa praticamente, in attesa che abbiamo praticamente al telefono, poi ci mettiamo in collegamento col DS del Cosenza Stefano Trinchera, parliamo di questo Crotone, di questa vittoria del Crotone a Carpi. Ma diciamo che il Crotone aveva una partita determinante a Carpi, no? Contro un Jolly per rimettersi in carreggiata, lo ha centrato con merito, perché il Crotone poi ha recuperato dei giocatori importanti, sta trovando un equilibrio nuovo anche dal punto di vista tattico e quindi adesso nel finale di campionato ha tutte le caratteristiche per tirarsi fuori dalle secche. Ora c'è quest'altra gara con il Perugia, che è una partita ostica ma alla portata del Crotone, perché ricordiamolo sempre, il Crotone è andato in crisi ma ha un organico rimodellato a gennaio che può sicuramente dire la sua per qualsiasi obiettivo. Stesso dicasi per la questione del Lecce, perché prima abbiamo detto il Lecce sta giocando il miglior calcio, a gennaio è stato rimodellato con grande qualità, il Lecce ha preso un certo Taxidis in mezzo al campo, che non è proprio l'ultimo arrivato. Taxidis, un giocatore importante, un nazionale, ex Genoa, un giocatore, e poi il mercato di gennaio ha rimodellato tutto. Il Cosenza non è sicuramente quello di novembre, è un Cosenza che il direttore sportivo Trinchera ha rimesso a posto dotandolo di giocatori di qualità. Già ce n'erano diversi, però avere in organico Alessandro, abbiamo una telefonata proprio Trinchera, tanta roba. Prego, abbiamo Franco. proprio Trinchera, a proposito Lupus in Fabola, abbiamo il telefono del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera. Buon pomeriggio Stefano. Buon pomeriggio a voi. Grazie, se mi date un po' di ritorno in studio forse sentiamo meglio. Direttore, allora, intanto noi si stava parlando in questa prima parte di Cosenza Palermo, di questo ottimo punto conquistato contro una corazzata, questo Palermo allenato appunto, diciamo, una grande squadra con giocatori nazionali, e poi Stellone che non è l'ultimo arrivato come allenatore, e poi ieri sera ho saputo che sei stato a Lecce a vedere questo Lecce Pescara. Insomma, che impressione hai ricavato sia, diciamo, dal Palermo che dal Lecce, che sarà il prossimo avversario dei rossoblù dopo domani? Sì, Franco, Lecce sinceramente nell'ultimo periodo mi sta impressionando molto, perché poi viaggia sugli ali dell'entusiasmo, una squadra che probabilmente ha acquisito consapevolezza di grande forza e di grande qualità nel gioco che stanno esprimendo. Sì. E ti dico, probabilmente in questo momento sono più convinti loro di andare in Serie A che rispetto a tante altre squadre. Palermo adesso non lo scopro io, perché individualmente forse è la squadra più forte del campionato, però probabilmente anche le vicissitudini societarie, insomma, hanno inciso non poco, secondo me, anche nella tenuta mentale di questa squadra, anche se tutto sommato stanno rispettando le aspettative anche loro.
Senti, qui c'è Alessandro Russo, il collega della Gazzetta dello Sport, e mister Franco Giugno, che ti salutano insieme ad Aldo Cennamo. Volete porre una domanda al direttore sportivo Trinchera? Direttore, stavo parlando del mercato di gennaio, dove il Cosenza ha guadagnato in qualità, in esperienza per quanto riguarda la categoria, ne ha giovato tutto l'organico, a mio avviso. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana anche al San Vitino, perché un conto è giocare con le qualità di Tutino, di tutti gli altri giocatori che c'erano in organico, un conto è giocare con gli stessi giocatori con delle chiocce tecniche e di esperienza che fanno alzare il livello della squadra. Quindi è un Cosenza che adesso è diverso, è molto più squadra di categoria. Quindi c'è ottimismo perché per fare questi 7-8 punti che mancano per la salvezza, ma c'è anche di pari passo, so che adesso lei glisserà, però speriamo di no, una fase nella quale ci sono giocatori che dovrebbero anche rinnovare il proprio contratto con il Cosenza. Il primo di tutti è Castriot Dermacu, un giocatore che il Cosenza sta provando a far firmare, ma da quello che so non riesce, e dietro di lui mi risulta ci siano il Parma e il Bologna. Poi la situazione di Braglia, e cosa pensa quanti punti servono per salvarci secondo lei, direttore? Una per voi. Alessandro, intanto parto dal mercato di gennaio, che comunque noi lo abbiamo fatto con grande criterio, perché ovviamente abbiamo preso dei giocatori che ci hanno alzato, come dicevi tu, il livello tecnico della squadra. Però nel giorno di ritorno diciamo che è un altro campionato un po' per tutti, perché anche tante altre società hanno investito, hanno portato dei correttivi, e quindi il giorno di ritorno vede adesso un Cosenza probabilmente molto più propositivo, molto più sicuro in un campionato dove comunque almeno ad oggi stiamo facendo bella figura. Riguardo ai rinnovi, insomma, ne abbiamo parlato a più riprese. Questa società vuole, come dissi pure in passato, vuole gradualmente fare le cose sempre meglio, nell'ottica di rinnovare ai giocatori che probabilmente più di altri meritano di rimanere con noi. È chiaro che ci deve essere anche la volontà non solo nostra ma anche dei diretti interessati per proseguire l'esperienza a Cosenza. E per quanto riguarda Dermacu, insomma, ecco, come hai detto tu, non è semplice, perché Dermacu al momento ha attirato le attenzioni anche di club di categoria superiore. Sul mister sanno tutti quanto lui sia legato alla piazza di Cosenza e quanto noi siamo legati a lui, quindi quello sarà un passaggio probabilmente obbligatorio da parte nostra, tenendo conto che oggi la priorità probabilmente è raggiungere l'obiettivo che poi ci consente di guardare il futuro con maggiore prospettiva. Sì, io volevo chiedere prima di Aldo Cennamo, direttore, siccome c'è un sacco di tifosi, molti tifosi, amici, mi chiedono, perché sta impazzendo la rete, questo discorso De Laurentiis e del Bari, che sembra sia sulla coppia, sul duo, sul tandem Braglia-Trinchera. Come stanno le cose? Giusto per dare una notizia, una risposta. Franco, io l'ho appreso come avete fatto anche voi dai siti. Assolutamente non c'è niente di vero, perché noi che siamo i diretti interessati, sia io che il mister, non abbiamo mai ricevuto. Anche perché Trinchera ha rinnovato un biennale qualche settimana fa. Certo. Vabbè, sì, una risposta sì. È un motivo in più, questo, perché queste notizie poi ovviamente sono anche prive di ogni fondamento. Certo, sì. Fake news. Aldo Cennamo. Vorrei fare una domanda in questo senso. Noi abbiamo 35 punti, penso che per come siamo partiti, per una squadra che deve pensare a salvarsi, secondo me siamo a buon punto. Ma la domanda che le pongo è questo: se il Cosenza, che ha 35 punti con 3 partite in casa e anche qualche partita fuori casa abbordabile, ma il Cosenza ovunque va può fare risultato, questo lo dico in premessa,
ma se noi ci dobbiamo preoccupare, quante altre squadre che sono sotto di noi si devono preoccupare per arrivare, perché secondo me la partita clou è con il Crotone a 40 punti per salvarsi? Sì, Aldo, io non sono preoccupato della mia squadra, io sono preoccupato se eventualmente di fattori esterni, perché questo non per fare vittimismo, ma purtroppo a noi ci mancano dei punti che ci sono stati tolti sul campo purtroppo per errori arbitrali, che sono comunque errori umani, che ci sta, ma puntualmente sono stati tolti a noi. Quindi io spero che insomma, la squadra non sia penalizzata da questi elementi, perché noi fino adesso nessuno ci ha regalato niente, anzi, e vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, perché lo meritiamo sul campo. E oggi 1 punto, 2 punti, 3 punti fanno la differenza. Probabilmente noi saremmo già salvi se in tante circostanze le cose andavano in maniera diversa sul campo, però questo per dire che a volte non è sufficiente fornire grandi prestazioni, ma dobbiamo anche guardare oltre rispetto a questo, e probabilmente anche Lecce, se dobbiamo parlare della partita di mercoledì. Sì, di quella introduciamo Lecce Cosenza. Mi hai detto prima di entrare in trasmissione che insomma hai visto un ottimo Lecce, una squadra che sta veramente in salute, ma lo è pure il Cosenza in salute. Sì, no, riguardo alle preoccupazioni di cui parlava Aldo, anche Lecce ci tiene con grande rispetto, con grande attenzione, perché sa che noi siamo una squadra abbastanza tosta, viva, una squadra che può insidiare chiunque, quindi non siamo preoccupati, perché stiamo attraversando un buon momento di forma anche noi. Ok, Alessandro, se vuoi fare l'ultima domanda al direttore, poi chiudiamo il collegamento. No, volevo dire... Stefano, stavolta ti do del tu, vista l'importanza del tuo ruolo per Cosenza Sportiva, perché bisogna dirlo, fuori dai denti, Stefano Trinchera è uno dei migliori direttori sportivi in circolazione per la Serie B, e tra altre cose è il direttore che ha riportato il Cosenza in Serie B dopo 15 anni con merito e con grande trasparenza e perbenismo. Se senti questo Cosenza sempre più tuo, e poi hai parlato prima di un gradino per avanzare, perché ovviamente la piazza sogna il prossimo anno di ambire quantomeno ai playoff, prima bisogna salvarsi. Gli step sono questi, ma soprattutto dopo qualche fase iniziale un po' così, senti questo Cosenza sempre più tuo? Beh, Alessandro, tu mi conosci bene, sai che io preferisco più un profilo basso, anche se dall'anno scorso ad oggi abbiamo rinnovato tanto, abbiamo resettato, perché era giusto che fosse così, però sì, veramente sì, dall'anno scorso ad oggi sono arrivati tanti calciatori, abbiamo cambiato, è arrivato anche un allenatore con cui insomma ho condiviso un'esperienza anche a Lecce, e c'è grande sinergia tra di noi, e in quell'ottica noi vogliamo dare continuità in una società dove, grazie al Presidente che ci dà autonomia nel lavoro che facciamo, ci dà grande disponibilità, perché qui c'è anche molta serietà nel lavoro che sviluppiamo tutti i giorni, quindi ecco perché io dico che questo è un Cosenza che probabilmente tenderà sempre a crescere e a migliorare, non solo perché siamo ambiziosi, ma perché ci sono tutte le condizioni in una piazza dove c'è grande entusiasmo, dove c'è voglia di fare calcio a certi livelli, non credo che ci manchi nulla, quindi per questo sono fiducioso. Aldo, vogliamo un'ultima cosa? Me lo chiedono in tanti, ho visto anche numeri. Secondo te a quanta è la quota salvezza? Diciamo, se si può dire, fino ad oggi so che è difficile, però si può fissare già un tetto? Aldo, io potrei dirti che a 40-41 punti si possa essere tranquillamente salvi, però sono numeri campati in aria, perché la storia del calcio insegna che nelle ultime 2 o 3 partite poi si presentano sempre dei risultati imprevedibili, dove ci sono delle motivazioni che contano, e quindi la media salvezza può abbassarsi come alzarsi negli ultimi incontri, quindi fare adesso delle tabelle
insomma credo che lasci il tempo che trova. Grazie direttore, in bocca al lupo, grazie poi ci sentiremo dopo Lecce Cosenza. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro al direttore sportivo Trinchera. Allora vediamo se abbiamo recuperato Piero Braglia, sentiamo quello che ha detto nel post partita di Cosenza Palermo. Leonetti, grazie. Ma secondo me anche per Palermo è un ottimo risultato. Abbiamo fatto l'errore sul gol perché sapevamo che incrociano su Moreo, si doveva scappare prima, anche perché il vento ha allungato la traiettoria, però poi non è che puoi chiedere sempre. Io sono felice per i ragazzi, hanno fatto una bella gara, abbiamo avuto una buona fase di possesso palla, siamo stati incisivi, abbiamo preso una traversa, abbiamo scheggiato una traversa con Embalo, con Tutino un rigore in movimento, non abbiamo concesso un granché a una grande squadra, perciò al di là di tutto bisogna essere contenti. Ma l'avrei detto anche se si perdeva. Ma loro hanno giocato così a Venezia agli ultimi minuti quando erano sotto e gli è andata bene. Gli è andata bene e lui giustamente in mancanza di qualcheduno l'ha riproposta. E Moreo è un giocatore duttile, si adatta a tutto, è un giocatore forte, pericoloso, specialmente in progressione. Perciò una squadra importante. Dagli errori prima di tutto si impara. Poi ragazzi li posso solo ringraziare per il sacrificio che ci mettono, non dimentichiamoci che ci mancava diversa gente che ci poteva tornare utile nei cambi. Io non vedo l'ora che ritornino tutti a disposizione per poter anche alternare gente che è un pochino più stanca o che durante la partita fa più fatica in quel momento. Purtroppo contro una squadra fisica come la loro bisognava anche stare attenti a fare cambi, perché se abbassiamo troppo l'altezza poi ci fanno male, perciò i ragazzi sono stati bravi. E questo era il Braglia pensiero, e visto che stiamo correndo per guadagnare un po' di tempo, io direi, mister, insieme ad Alessandro e ad Aldo, andiamo a vedere praticamente le immagini dei Carpi, dove il Crotone ha battuto appunto la formazione dei Castori per 2-1 con una doppietta di Simi. Se siamo pronti dalla regia, allora possiamo commentarli insieme in studio. Carpi 1, Crotone 2, grazie. Eccole qua, Carpi in maglia bianca, Crotone con la solita maglia rosso-blu, Crotone che è sceso in campo molto determinato e grintoso, e qui praticamente c'è un cross dalla destra e un fallo di mano, l'arbitro indica il dischetto, il fallo di mano è nettissimo del difensore del Carpi. Sulla battuta va Simi che col suo piatto destro un po' come al solito lo stile del nigeriano, mette la palla in rete. Siamo al 64esimo, quindi si dice di giustezza, tempo. No? Di giustezza, sì, bravo. Lui ce l'ha queste giocate. E poi qui c'è ancora un attacco del Crotone che viene sventato dalla difesa del Carpi, che poi finirà la partita, mi pare, Alessandro, con un uomo in meno, no? Ecco qua, l'arbitro che ferma il gioco, toglie il primo cartellino giallo. Franco, che di questa partita di Carpi che cosa mi vuoi dire? Ma non l'ho vista, non so che ti devo dire, posso vedere l'immagine, posso dirti che il Crotone sono felice che abbia ottenuto questi 3 punti pesantissimi. Sì. Un mese e mezzo fa, a incominciare da me, avevamo molti dubbi che si potesse salvare, perché la scala stava già andando male. C'è un gol annullato dal Carpi. Invece adesso è in grande ripresa sia di gioco che dei risultati. D'altronde l'organico che ha il Crotone mica lo scopro io, quindi è un organico costruito e poi rimodellato a gennaio, ma costruito a luglio per la Serie A, per vincere il campionato, quindi è una squadra a cui tutti devono fare attenzione, perché è vero che si trova sotto, ma delle squadre che stanno da 35 punti a venire giù, probabilmente per qualità tecnica è la squadra migliore. Ma occasioni ne ha avute tantissime, abbiamo visto prima con Benali, Simi, insomma. Delle squadre che lottano per non retrocedere, arrivata a questo punto, proprio per qualità tecnica credo che sia la squadra favorita a salvarsi prima delle altre, quindi è un brutto cliente per tutti incontrarlo da Aldo Cennamo, cosa mi vuoi aggiungere nel frattempo che scorrono le immagini? Questo è il gol di Simi che scarta il portiere Piscitelli e la mette in rete, 2-0 qui per il Crotone. Detto bene mister Giugno. Poi arriverà il 2-1. È chiaro che è una squadra in salute, sta recuperando partita su partita, è arrivata a 30 punti, si è messo in una situazione migliore
rispetto a prima. Adesso a questa partita a Perugia, col Perugia in casa, non è da sottovalutare. Il Perugia è una delle squadre più in forma che c'è adesso in questo momento, e poi ci sarà la partita gol di Poli per il Carpi, decisiva per quanto riguarda il Cosenza-Crotone. Vedremo. Vabbè, di questo ne parliamo oggi. Mi auguro che il Crotone si salvi, perché è una squadra calabrese, è chiaro che deve soffrire, deve giocare come sta giocando in questo periodo. Benissimo, allora Enzo Leonetti, possiamo tornare in studio, e allora io direi di andare a sentire che ha detto Giovannino Stroppa, che l'ho visto molto più tranquillo, più sereno, e poi commenteremo appunto le sue dichiarazioni. Stroppa, allenatore del Crotone, grazie. Partita che si doveva già chiudere nel primo tempo, che nel secondo tempo per quello che è stata la fotografia del primo tempo abbiamo giocato bene, molto bene, trovando le occasioni, però partite del genere non soltanto le devi chiudere. Siamo andati bene sul 2-0, però 3, 4, 5, 6, 7, non ricordo le occasioni, ma bisogna essere più bravi. In un certo senso mi va bene così, perché così almeno posso cazziare la squadra domani mattina e preparare al meglio la partita col Perugia, perché altrimenti se fosse stato magari un risultato più rotondo sarei qua a pensare a come rimotivare la squadra dopo magari una vittoria magari più larga, però al di là delle battute a me è piaciuta veramente la squadra per come si è imposta, per come ha fatto la partita, per come ha lavorato su quelle che erano le giocate del Carpi, e come hai ben detto tu ha tenuto benissimo il campo, ha giocato molto bene nonostante il campo fosse molto lento e quindi non ci permetteva di giocare in velocità perché la palla rimaneva un po' incollata ai piedi. Per il resto ottimo, devo fare i complimenti ai ragazzi, perché vincere in questa maniera qui oggi è importante, era importante. Allora mi pare che sia stato chiaro, Stoppa, vincere in Emilia Romagna contro il Carpi qui in questo stadio oggi, quando hanno giocato sabato scorso naturalmente, era importante, fin troppo importante. Quindi il Crotone che viene da un filotto di risultati positivi, anche l'ambiente sta prendendo fiducia, prima si pensava ai play-out, adesso si pensa ad una salvezza diretta, perché a Crotone pensano praticamente di risucchiare qualche squadra, questo per la verità lo abbiamo sempre detto e sempre saputo, tipo Cremonese, tipo Venezia, Foggia stesso, insomma, che non meritava onestamente di perdere Ascoli. Insomma, è una bella bagarre, è una bella lotta. Volevo sentire il tuo pensiero su quello che ha detto Stroppa. Diciamo che la faccia di Stroppa la dice lunga sullo scampato pericolo, no? Perché il Crotone adesso con questa vittoria ha in mano il suo destino, nel senso prima non era così. Giusto. Invece adesso la vittoria di Salerno e la vittoria di Carpi ha dato grande ossigeno, grande non tranquillità, il però 3-0 al Palermo. Ma la psicologia nelle questioni umane e anche nei lavori di gruppo, e Franco che è un allenatore che lo ha fatto, e infatti dopo questo voglio sapere, il lavoro di gruppo a ottimi livelli, la questione psicologica è decisiva. Un conto è fare qualsiasi attività con la testa piena di pensieri, un conto è farla a mente sgombro sentendo il vento che ti spinge alle spalle. Perciò dico, anche diventando un po' come si può dire, non proprio ottimista, che le questioni che riguardano tutte le squadre, compreso il Cosenza, vanno guardate sempre con molta umiltà, perché la classifica è positiva, ma bisogna sempre pensare come si giocano le partite, no? Perché aspettiamo le partite del Perugia e del Lecce. Sicuramente il Cosenza farà una grande gara e un grande risultato, sicuramente il Crotone farà una grande gara e un grande risultato, dopodiché le due squadre si incontrano con situazioni psicologiche o tutte e due positive, o una slanciata e una impara, come si dice dalle parti del nord, ma siccome siamo al sud non la prendiamo per buona, non la prendiamo per buona. Dunque il Crotone, per chiudere, ha dalla sua tecnica, perché è una squadra adesso che ha rimesso a posto la propria mente 3-5-2 ed ha qualità e tecnica da vendere. Franco. Una squadra che nelle ultime 4 partite vince a Salerno, vince a Carpi, batte il Palermo e pareggia con Lecce. 2-2, Cioè voglio dire, 10 punti. Stiamo dicendo quello che abbiamo detto prima, questa è una squadra per qualità tecniche delle ultime 10 della classifica probabilmente è la più forte. Io ricordo che 4 partite fa il Cosenza aveva 11 punti di vantaggio sul Crotone, adesso ce n'ha 5, io mi baso sui numeri. Bravi, i numeri sono importanti. E poi dobbiamo dire corbellerie, le diciamo. Ma poi come dicevamo prima, con chi ha conquistato i risultati?
Quali sono stati i risultati con la prima, la seconda e la terza della classifica generale? Palermo e Lecce. 3-0 sul Palermo, 2-2 con Lecce, poi ha vinto a Salerno, no, abbiamo pubblicità, e ha vinto a Carpi 2-1. Pubblicità, state con noi, subito dopo Enzo Leonetti ci metteremo in collegamento col presidente del Rende Fabio Coscarella. Grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, arriva un comunicato stampa che riguarda i medici che giocano a calcio di Cosenza, di Puglia, Calabria e Sicilia, e 9 squadre in rappresentanza di 5 regioni, Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, divise in 3 gironi, daranno vita dal 5 al 7 aprile in Svizzera, a Locarno, alla fase preliminare della 16ª Coppa Italia di calcio riservata ai medici. Il gruppo A è formato da Napoli, Lecce e Punto Cosenza, il girone B da Merito, Portosalvo, Trinacchia, Palermo e Reggio Calabria. Il girone C poi ancora da Taranto, Milano, Brianza e Palermo. Qui ci sono tutti i giorni quando si giocheranno le gare, domenica 7 alle 9:30 sul campo Trinacchia Reggio Calabria, alle 11 Milano Palermo, poi alle 9:30 sul campo B Lecce Cosenza, alle 11 il triangolare con Napoli Merito, Taranto Napoli e Merito Taranto. Nel 2018 la Coppa Italia fu vinta dal Merito Portosalvo, che si aggiudicò pure la Supercoppa nella sfida contro i cugini di Reggio Calabria, a loro volta campioni Italia in carica. La compagine di Cosenza, allenata dal dottor Enrico Costabile, che salutiamo, che è il responsabile dello staff sanitario del Cosenza Calcio, che è venuto appunto in Serie B, avrà come unico fuori quota il signor Cianflone. Ok, allora abbiamo la diretta telefonica con il presidente del Rende, mi fanno segno dalla regia, Fabio Coscarella. Pronto presidente? Pronto? Ok, grazie presidente per essere Buonasera. Buonasera, finalmente una vittoria, anche se il Rende nelle precedenti gare aveva giocato bene, però non erano arrivati i risultati pieni. Ieri a Caserta una bella vittoria. Finalmente riusciamo a raccogliere qualcosina di quello che abbiamo prodotto in queste settimane. La squadra per fortuna è stata sempre viva, ha fatto vedere sempre un bel gioco, però magari qualche episodio ci aveva condannato. Ieri siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, a stare aggressivi e portiamo a casa questi 3 punti che sono importantissimi. Importantissimi questi 3 punti, quindi le Rende ora ha una sola lunghezza, mi sembra, dei playoff. A questo punto l'obiettivo, insomma, è inutile segnalarlo, voglio dire, rimangono i playoff, no? Anche perché poi domenica avete il Matera che è stata cassata, quindi 3 punti già in tasca, già in ghiaccio. Noi abbiamo la fortuna di avere qualche scontro diretto in queste ultime 4 partite, perché poi purtroppo all'ultima di campionato, un po' per come succede per il Cosenza, osserviamo il turno di riposo. E quindi faremo da spettatori sperando di poter restare aggrappato al gruppo dei playoff. Non nascondiamo che l'obiettivo, perché soprattutto per quello che abbiamo per fortuna dimostrato sul campo, col gioco, sarebbe un peccato farci scappare il risultato dei playoff veramente per poco. Benissimo, allora abbiamo Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport qui con noi ospiti insieme a mister Franco Giugni, Aldo Genova. Partiamo da Alessandro Russo, vuoi chiedere qualcosa a Fabio Coscarella? Sì, buonasera Presidente, Buonasera. volevo chiederle riguardo la Casertana, mi incuriosisce, che tipo di squadra ha incontrato? Perché era una squadra che era partita con i favori del pronostico, mi sembra che una sì e una no la sbaglia. Ovviamente questa partita con il Rende era una partita difficile perché il Rende corre a 1000, ma che squadra ha trovato? Ma una squadra con grandissima qualità, però molto nervosa, secondo me condizionata molto dall'ambiente che non sta aiutando per nulla. C'era molto nervosismo, però nonostante questo le qualità dei singoli sono emerse. Forse dal punto di vista fisico stavamo un po' meglio, eravamo prima sulla palla e quindi in questo momento forse è questo che ha fatto quello che ha fatto la differenza. Hanno giocato 2 ex giocatori del Cosenza, Blondet e Pascali, 2 difensori centrali. Infatti parlavo proprio di quello, una qualità importante. Per non Castaldo, lì davanti c'è Castaldo, mi sbaglio. Parlare di Vacca, di Castaldo, Floro Flores, insomma. Floro Flores, Padovan, che è un altro attaccante importante anche se un po' più giovane. La qualità era tanta, però forse hanno cambiato allenatori, è arrivato questo Pokesci che sembra, insomma.
Sì, ha detto che ha molta più esperienza di Spalletti e Mancini. Perciò dico, ha vinto 7 campionati in più. Io lo conosco dai tempi della Ternana, quindi conosco le sue uscite un po' strane e particolari. Sì, però ripeto, grande qualità, non arrivare ai playoff sarebbe un peccato anche per loro. Benissimo, non so se Aldo Cennamo vuole chiedere qualcosa a Fabio Coscarella. Volevo sapere come mai Rende, che è partito bene, poi c'è stata questa alternanza di risultati, alcune partite anche in casa onestamente che avete perso, mi sono un po' sorpreso. Secondo te a che cosa è dovuto questa alternanza di vittorie e poi delle sconfitte in casa che potevano essere vittorie e che il Rende si poteva tranquillamente trovare in una posizione migliore della classifica dei playoff? Oggi speriamo che poi rifaccia. Io penso che tranne 3-4 partite steccate completamente quest'anno, parliamo di quella di Matera, quella del Siracusa in casa, della Paganese in casa. A questo mi riferivo io. La squadra ha sempre giocato un calcio molto propositivo, ma soprattutto un calcio molto determinato e aggressivo. Gli episodi per fortuna non ci hanno aiutato, mentre ieri forse la riabbendata un po' girata dalla nostra parte, però sinceramente 5-6 punti in più adesso sinceramente non si andava a gridare allo scandalo per nessun modo, quindi magari con 5-6 punti in più eri già sesto o settimo. Chiaramente stringiamo i denti e proviamo ad arrivare al risultato non piangendo su quello che finora è stato fatto, ma sapendo che comunque si è prodotto sempre un buon calcio e quindi su quella linea noi dobbiamo andare, con tantissimi giovani, ragazzi sia di proprietà, ragazzi che stanno dando tanto, e quindi sinceramente sono 99 e 98, quindi ragazzi che sono pronti forse già per fare un campionato di Serie C in modo stabile. Presidente, un'ultima cosa, continuano i lavori lì sulla rotonda del Marco Lorenzon, avete giocato, siete stati ospitati dalla Vibonense, hai ringraziato il presidente Caffo per l'ospitalità, ma il Rende la farà l'ultima partita in casa prima della fine del campionato, prima del calar del sipario, oppure dovete giocare ancora in campionato? Noi siamo convinti che quei lavori fra una decina di giorni finiranno, 10-15 giorni finiranno, quindi in teoria potrebbe anche esserci la possibilità di giocare l'ultima in casa. Però a breve avremo delle novità molto importanti, belle novità, cioè? Sono belle novità che fra 10-15 giorni verranno fuori e che chiaramente devono essere. Ma per quanto riguarda lo stadio? Del Rende Calcio, per quanto riguarda un po' le strutture, le strutture e le partnership. E allora poi il presidente Coscarella, una volta che c'ha non si può prescindere da questo. Qualcosa di pregnante in mano, potrà venire qui da noi al replay. Speriamo di giocare il giorno 20 in casa col Trapani, perché potrebbe essere anche una bella giornata di sport, visto che il Trapani oramai è lì per guardare la Juve Stabia, quindi potrebbe diventare una partita molto interessante e molto seguita. Ok, grazie Presidente per essere intervenuto, in bocca al lupo, alla prossima. Buonasera grazie Presidente. Buonasera. Grazie. Allora, andiamo a vedere, Enzo Leonetti, andiamo a vedere il servizio sulla Serie C che ha confezionato il collega Gianluca Pasqua e riguarda naturalmente tutte le squadre calabresi. La vittoria del Rende a Caserta, la vittoria del Catanzaro a Cava dei Tirreni per 2-0, il pari della Vibonese per 0-0 contro la Paganese. Vediamo tutti i gol. Grazie. La corsa per il primo posto in Serie C è ufficialmente riaperta e per il momento è un affare per Juve Stabia e Trapani, con Catania e Catanzaro che hanno perso diverse occasioni per restare incollate alle due battistrada. Giallorossi, dopo 3 stop consecutivi, hanno ripreso a marciare e a Cava dei Tirreni è arrivato un altro successo convincente. Buon approccio da parte degli ospiti e gara decisa dall'ingresso di Dursi al posto dell'infortunato Bianchimano. Centrocampista ex di Sceglie ha prima provocato il calcio di rigore trasformato da Fischnaller e poi raddoppiato con una fuga di 60 metri irresistibile, terminata con il tocco che ha superato l'estremo difensore campano De Brasi. Nel finale ancora un'occasione per il numero 7, sprecata così. Torna al successo esterno il Rende, che mortifica la Casertana, schierata dal tecnico Pocesci, alla prima sulla panchina dei Falchetti, col tridente Padovan, Floro Flores, Castaldo. I biancorossi reggono l'urto e anzi giocano a viso aperto, facendosi vedere spesso alle parti di Adamonis. L'11 di Modesto supera anche la prova più difficile, quando ai padroni di casa viene concesso il calcio di rigore che Borsellini respinge a Castaldo.
A inizio ripresa la rete di Aguà che raccoglie una respinta di Rainone e batte Adamonis. La reazione dei campani porta al pareggio siglato da Castaldo che si inserisce bene a centro area e batte Borsellini. L'equilibrio però dura pochissimo. Borello, falciato da Rainone, guadagna il calcio di rigore che permette a Michael Negro di segnare il gol da 3 punti. Nasce da un calcio di punizione concesso sul finire del primo tempo la disfatta della regina Rieti. Zanchi costringe la respinta Confente, raccoglie Mattia che serve al centro dove Palma indisturbato si il vantaggio. La reazione Amaranto non è immediata e i padroni di casa controllano e rischiano tanto solo nel finale sulle rovesciate di Martiniello che impegna Marcone per 2 volte in 120 secondi. Occasione persa dalla Vibonese che a Razza non riesce a superare la Paganese. La squadra di Orlandi resta in posizione utile per i playoff, ma ci si aspettava una prova più convincente contro i campani, quasi rassegnati ma ben organizzati da Alessandro Erra. Pesano sul risultato finale alcune chance buttate via da Bubas e Allegretti, poco concreti e in alcune circostanze fermati dalle parate dell'estremo difensore Santopadre. E allora abbiamo visto tutti i gol delle squadre calabresi di Serie C, andiamo a vedere la classifica generale e poi il prossimo turno, così poi vedremo anche il prossimo turno della Serie B. Classifica generale, Enzo Leonetti, parlava il presidente Coscarello, Alessandro, ci sarà questo bel finale, no? Sia per quanto riguarda Juve Stabia che ad un punto dal Trapani, 65. C'è la lotta per il primo e per il terzo posto. Trapani 64 e poi il Catanzaro che ha acciuffato il Catania a quota 57. Il terzo posto è importante, Sì, sì. È importante nella lotta non solo per i playoff, proprio per la promozione poi, quindi Catanzaro è in grande forma, il Catania lo vediamo com'è, una volta sì, una volta nì, sì. Una volta ci sta. Corrente alterna. Nella zona diciamo bassa... che nei playoff ci sono 2 squadre calabresi, Catanzaro e Vibonese, mentre al momento sono fuori di un punto la Regina. La Ma Regina ancora in queste 4 partite secondo me qualcosa cambierà. Perché anche se la Regina io francamente non mi aspettavo questa sconfitta. Catanzaro in grande sport, la Juve Stabia delusione del momento, delusione davvero incredibile perché ha pareggiato la partita in casa all'ultimo secondo e poi ha pareggiato di nuovo contro il Bisceglie, quindi si è fatta quasi agguantare dal Trapani e quindi adesso sarà spalla a spalla fino al 90°. Come Catania-Catanzaro, che è una classica del sud, sì, della Serie C, anche della B, e che vale il terzo posto. Franco Giugno, allora fammi una zoomata su questa situazione di classifica in questo momento. Ma l'unica cosa per cui ne vale la pena parlare è il duello Juve Stabia-Trapani. Leggermente favorito secondo me il Trapani perché comunque venendo da dietro, rincorrendo psicologicamente sono più pronti a questo finale di stagione. Poi per il resto della Serie C io stenderei un velo pietoso onestamente. Ok, sappiamo come la pensi tu da sempre. Aldo Cennamo, poi andiamo a vedere il prossimo turno. Guarda, è un campionato strano. Questo fatto della Juve Stabia tutti quanti davano Juve Stabia ormai che avesse con un piede mezzo in B, il Trapani invece è arrivato a un punto. Si è bloccata, il Trapani è lì, il Catanzaro è lì, ci saranno dei playoff importantissimi, speriamo che c'erano le squadre calabresi, però è un campionato anomalo, Franco, guarda, io penso che bisogna ristrutturare, perché altrimenti così non si può andare avanti, sul Matera che non gioca più, i punti del Matera devono essere assegnati, è tutto un po', bisogna assolutamente... che ha 13 punti e comunque ha la possibilità di salvarsi attraverso un playoff. E che campionato è? Ma stiamo parlando, ma lasciamo stare. Cioè, bisogna assolutamente fare qualcosa perché è un peccato, c'erano giovani interessanti, però in un campionato così anche i giovani si perdono e si disperdono. Benissimo, allora se Enzo Leonetti è pronto andiamo a vedere il prossimo turno, possiamo partire dalla Serie C e poi vediamo anche la Serie B. Prossimo turno Catania Bisceglie, Catanzaro Francavilla, qui Brunello. Auteri contro Bruno Trocini, contro la Virtus Francavilla. Juve Stabia Trapani. Signori, eccoli. Eccolo là, Monopoli Casertana, Paganese Rieti, Potenza Cavese, Regina Sicola Leonzio, Rende Matera, il Rende c'ha ormai 3 punti in tasca e poi Siracusa Vibonese. Cosa vogliamo dire? Questa è una partita da vedere su Questa è una partita da vedere, bravo mister. Questa è una partita da vedere. Trapani. È una partita da vedere. Juve Stabia Trapani si potranno decidere le sorti del campionato. Conoscendo la passione del Romeo Mendi di Castellammare di Stabia ci saranno pure un 10.000 spettatori domenica. Quindi... Sì.
Sì, sì. Bene. Alessandro, tu l'hai detto prima, Aldo, tu vuoi dire qualcosa? No. Non vuoi aggiungere niente. E allora andiamo a vedere il prossimo turno invece della Serie B, che è molto molto interessante. Enzo Leonetti, l'abbiamo detto, il Cosenza che poi è l'infrasettimanale, si giocherà domani sera, tranne 2 partite che si giocheranno mercoledì, tutte le altre si giocheranno martedì sera con inizio alle ore 21. E allora andiamo subito a metterla nel nostro microscopio. Benevento Carpi, Crotone Perugia, Hellas Verona Brescia, Lecce Cosenza, questa si giocherà mercoledì alle ore 19. Livorno Cremonese, Padova Ascoli, Pescara Palermo, questa è la seconda partita di mercoledì sera, però con inizio alle ore 21. Poi abbiamo Spezia Salernitana, Venezia e Cittadella. Allora, Alessandro, da dove vogliamo partire? Adesso è scomparso il turno, quindi... No, lo vediamo il prossimo turno. Enzo, facci rivedere il prossimo turno. Così sicuramente ci sono delle partite molto interessanti. Chiave, no? Eccolo qua. A parte Benevento Carpi, che mi sembra una partita, c'è Verona Brescia che è una super partita, Livorno Cremonese è uno scontro diretto per la salvezza, Padova Ascoli è l'ultima chiamata per il Padova, Pescara Palermo idem, Spezia Salernitana vorrei ma non posso, Venezia Cittadella, il Venezia deve vincere. E poi le partite delle nostre, Crotone Perugia, che diceva bene Aldo, il Perugia è in grande forma, ma il Crotone è in super forma se si guarda i risultati. Lecce Cosenza, la squadra più in forma del campionato, il Lecce contro il Cosenza che io su questo confido, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista proprio mentale, il Cosenza non gioca mai battuto, quindi è una partita che il Cosenza si giocherà, dove il risultato ovviamente tende a favore del Lecce, ma non sarei così sicuro che il Cosenza sia disposto a fare harakiri senza lottare fino all'ultimo secondo. Anche a Pescara sembrava una partita diretta e invece il Cosenza ha tirato fuori. Lecce è un'altra cosa, ha un altro organico, ha numeri diversi, va al risultato attraverso il gioco, come diceva bene Franco, ha un direttore sportivo, Mauro Meruso, che qui ha tracciato una storia importante, a Lecce ha portato il Lecce in B, lo porterà in A se non è quest'anno l'anno prossimo, e quindi ci sono tutte le caratteristiche per una super gara che al Cosenza riporta in mente il 14 giugno del 1992 quando Maini infranse i sogni del Cosenza e dei 13.000 che viaggiavano alla volta del Via del Mare, e dove si sono giocate tantissime partite accese e sentite. Super calcio e vinca il migliore. Franco Giugno, ti ho sentito poco quest'oggi, Allora, dato che tu conosci molto bene il Lecce, io credo allora che... me lo fai per cortesia un'analisi tattica di questa squadra con il gioco 4-3-1-2? Io credo che sia la squadra, sì, 4-3-2, no, 4-3-2-1, perché Falco e Mancoso giocano a ridosso della prima punta, senza grandi compiti tattici nella fase difensiva. È una squadra molto organizzata. C'è Lucione, insomma. C'è una squadra che mi ritornano in mente le parole di Massimo Mirabelli quando mi diceva anni fa che Liverani era un ottimo allenatore. Sì. Io credo che questo allenatore abbia inciso in modo determinante su questa squadra, gioca un calcio bellissimo, un possesso palla davvero che va oltre la categoria, grandissima qualità. Tu mi parlavi l'altra volta però che c'ha molti centrocampisti similari dal punto di vista delle adesso ha riveduto ha rivisto un po' Liverani, qualcosina l'ha rivista qualcosina e ha trovato l'assetto diciamo migliore, gioca con Petruccioni che fa il regista largo. Sì. E lì secondo me è il segreto di questa squadra, che nel palleggio è la squadra migliore probabilmente, quando c'è la palla riescono a tenerla tutto il minutaggio che vogliono, insomma, quindi affondano nel momento giusto, quando sono più o meno convinti di aver trovato la giocata verticale. Hanno 2 trequartisti che sono tra i più bravi della categoria e probabilmente in questo momento anche tra i più in forma, e lo stesso Lamandia, che è una nostra vecchia conoscenza, che da punta centrale sta facendo davvero mirabilia, no? Un ragazzo che fa un gol a partita, non è uno che fa 5 gol in una gara e poi magari non segna 6 mesi, questo fa un gol a partita, tutti gol pesanti, quindi la squadra che gioca bene, c'ha Lucioni dietro, c'ha Bovo, Franco ieri ha giocato, guarda, con 4-3-1-2, io vorrei leggere la formazione per gli amici.
Vigorito tra i pali, poi Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni sulla linea 4 in difesa, Petruccione, Taxidis ma e Falco non Farbanelli. gioca da punta in realtà, insomma. Mancosu e poi Falco e la Ma non gioca da punta, Falco poi gioca da una trequartista, bella... parte molto lungo, parte quasi sempre da destra, poi viene verso il centro tra le linee. C'è un'ottima panchina, sì. Franco, Bleve, Riccardi, Di Matteo, è una buonissima Cosenza, squadra, Arrigoni, ma Tominello, Marino, sicuramente... Aie, Saraniti e Felici, oltre a quelli che sono entrati Maier e Palombi al posto di Falco. Guarda, insomma. è una buona squadra, sicuramente per curriculum, per score, per nomi è inferiore almeno a 7-8 squadre della Serie B, perché adesso è troppo facile magnificare questi giocatori. Se vogliamo poi parlare del valore aggiunto che possono essere il direttore sportivo dell'allenatore è un altro conto, però Mancoso l'anno scorso giocava in C. Però lo voleva pure il Cagliari. Sì, ho capito, ma giocava in C e c'ha 30 anni, e la Mantia è retrocesso a Vercelli, Cosa è retrocesso a Terni, Petruccioni giocava a Terni. Che ha la forza di dire no al Sassuolo per Lucioni. Sì, ma questo è un altro discorso, noi parlavamo di giocatori che adesso stanno acquisendo un mercato importante. Ma è tutta, non sono i giocatori del Palermo, del Verona, del Benevento o del Crotone, Budimir, cioè addirittura anche per score, anche i giocatori del Cosenza, Maniero ha fatto 80 gol in Serie B. Giusto. Il Lecce non ha giocatori che hanno fatto 80 gol in B, cioè per dire... E quindi come la inquadri questa partita, mister? La qualità, c'è una crescita esponenziale del gruppo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, c'è grande entusiasmo e quindi stanno facendo... Come la inquadri tu questa partita? Sarà una partita molto bella perché, come diceva Alessandro, ma come abbiamo detto sempre noi, no? Il Cosenza mai ha giocato una partita a risparmio. Abbiamo sempre detto che nelle partite giocate in casa e fuori casa questa squadra non ha mai demeritato. Il Cosenza non ha mai subito, tranne forse un paio di volte il secondo tempo di Cittadello, il secondo tempo di Livorno. La Spezia. Ma la Spezia, ma è una squadra che se l'è sempre giocata alla grande, ha sempre... è sempre uscito dal campo a testa alta e molte volte con grande rammarico, come diceva Alessandro. Si andava a vedere i troppi errori arbitrali a nostro sfavore e vai a vedere che è una squadra che è tosta da battere, quindi credo sarà una bella partita, piena di contenuti sia tecnici che tattici, perché comunque si affrontano due tra gli allenatori più bravi della categoria, quindi Liverani da una parte e sarà Braglia anche dall'altra. una partita molto bella da vedere dal punto di vista tattico, magari la lettura della gara durante la gara stessa potrebbe essere determinante, perché gli allenatori sono bravi anche a fare questo. Credo sia una bella partita. Il risultato, la Serie B noi sappiamo che il risultato non è mai scontato, quindi questo è un campionato. Aldo, a te la chiusura, diamo la chiusura ad Aldo perché mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Da tifoso il cuore mi dice che vince il Cosenza, poi razionalmente dico che è una partita difficile. Detto questo, mi permetto di dire che questo campionato, queste 5-6 partite che al Cosenza... Ma io ti volevo fare una domanda perché poi non ti ho dato l'area. Quando Trinchera ha detto in quel modo, eccetera, fattori esterni, tu avevi alzato la mano, io poi ho detto, se ce l'hai un minutino per la quando io ho detto Alessandro ha parlato di VAR, tu cosa hai pensato? Io su questo ti volevo. Perché ti volevo su questo? Perché questa cosa che ha detto Trinchera non dobbiamo lasciarla cadere. Io da tifoso non lo lascio cadere, perché vuol dire che Trinchera ha percepito che il Cosenza è stata la squadra che più ha subito i torti, e io dico a Lecce, siccome qui il campionato lo deve vincere il Brescia, perché qui è stato deciso che il campionato lo deve vincere il Brescia, io dico siccome c'è Lecce e Brescia, sta attento il Lecce quando il Brescia quando va a Lecce, perché questo campionato è falsato in alto come è falsato in basso. Il Cosenza non merita assolutamente. Sigla! Ecco la sigla del nostro Enzo Leonetti, grazie. Abbiamo subito molti torti, Franco. Grazie ad Alessandro Russo. Grazie a voi. Spero che sia con noi anche lunedì prossimo dopo il derby. Grazie a Franco Giugno. Grazie a voi, per la sua analisi tecnico-tattica, e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Noi ci rivedremo lunedì prossimo. Ciao, parleremo oltre che di Lecce Cosenza e naturalmente di Crotone Carpi, di Crotone Perugia, parleremo anche del derby che si giocherà poi domenica prossima al San Vito alle 21, San Vito Marulla tra Cosenza e Crotone. Arrivederci!